io ricordo ciò che mi disse Ninni Cassarà allorché ci stavamo recando assieme sul luogo dove era stato ucciso il dottor Montana alla fine del luglio del 1985, credo. Mi disse: convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano. 19 luglio 1992. Alle 16:59 un'autobomba esplode in via Mariano D'Amelio 21 a Palermo. Nell'attentato di chiaro stampo mafioso muoiono il magistrato Paolo Borsellino, che si stava recando in visita alla madre, e i 5 agenti della scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuri, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Sopravvive solamente l'agente Antonino Vullo, che al momento dell'esplosione sta parcheggiando una delle auto della scorta. Più di 20 sono i feriti. Tutto intorno, auto che bruciano e danni gravissimi agli edifici circostanti. Appena 57 giorni prima, in un altro attentato mafioso a Capaci, aveva perso la vita il giudice Giovanni Falcone, collega e amico di Paolo Borsellino. Iniziata la carriera nel 1963 come più giovane magistrato d'Italia, nel 1965 viene assegnato al Tribunale di Enna nella sezione civile, mentre nel 1967 viene nominato pretore a Mazara del Vallo. Trasferito nel 1975 presso l'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, stringe un intenso rapporto professionale e personale con il magistrato Rocco Chinnici, che lo vuole nel suo pool antimafia insieme con Giovanni Falcone, Giuseppe Di Lello e Leonardo Guarnotta. In seguito alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno, nell'estate del 1985 Paolo Borsellino e Giovanni Falcone vengono trasferiti con le loro famiglie nella foresteria del carcere dell'Asinara per scrivere l'ordinanza sentenza di 8.000 pagine, in seguito alla quale viene istruito il maxi processo di Palermo, conclusosi nel 1987 con la prima storica condanna ai vertici di Cosa Nostra. Terminata l'esperienza del pool antimafia, il 19 dicembre 1986 Borsellino diventa procuratore della Repubblica a Marsala, dove tra le altre indagini si occupa anche del caso della strage di Ustica. In seguito alla nomina di Giovanni Falcone a direttore degli affari penali del Ministero di Giustizia, Borsellino chiede e ottiene il trasferimento alla Procura di Palermo, dove torna operativo l'11 dicembre del 1991. Dopo la morte di Giovanni Falcone nella strage di Capaci, nelle ultime interviste parla apertamente dell'isolamento in cui si trovano i giudici che operano contro Cosa Nostra, ostacolati anche da persone dello Stato, le cosiddette menti raffinatissime di cui Falcone denunciava la presenza. Il 19 luglio 1992, dopo aver pranzato a Villa Grazia con la moglie Agnese e i figli Manfredi e Lucia, Paolo Borsellino si reca insieme alla sua scorta in via D'Amelio, dove trova la morte. Disgustata da un governo che non ha saputo proteggere suo marito, Agnese Borsellino rifiuta i funerali di Stato, optando per una cerimonia privata dalla quale sono esclusi i politici. Questi ultimi hanno la loro giornata di passione ai funerali dei 5 agenti di scorta uccisi assieme a Borsellino. La folla inferocita rompe i cordoni delle forze dell'ordine, arrivando a spintonare il capo della polizia e lo stesso presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, che viene sottratto a stento dalla calca. Al di là dei processi succedutisi negli anni e delle condanne all'ergastolo inflitte ai mandanti dell'eccidio,
La ricostruzione della strage di Via D'Amelio resta un mosaico che nel suo complesso continua a presentare diverse zone d'ombra, dalla scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino alla presenza di persone non meglio identificate sulla scena della strage. Io accetto l'ho sempre accettato, più che il rischio, la condizione, quali sono le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo faccio e vorrei dire anche di come lo faccio. Lo accetto perché ho scelto a un certo punto della mia vita di farlo e potrei dire che sapevo fin dall'inizio che dovevo correre questi pericoli. La sensazione di essere un sopravvissuto e di trovarmi come viene ritenuto, in estremo pericolo, è una sensazione che non si disgiunge dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare dalla sensazione che ho financo, vorrei dire, dalla certezza che tutto questo può costarci caro.